E benvenuti a questo primo incontro di seminari promosso dal Laboratorio di Ingegneria Gestionale dell'Università degli Studi di Udine riguardo alla Blue Energy, pillole di conoscenza. Oggi avremo il piacere di parlare dell'energia dal moto ondoso, delle sue potenzialità e delle tecnologie disponibili ed esistenti insieme al dottor Massimo Aurelio Peviani dell'azienda RSE. Prima di passare la parola al dottor Peviani per illustrare l'energia da moto ondoso e di raccontare qual è la storia di questa potenziale attività di realizzazione di energia rinnovabile, passerei la parola al professor Alberto Felice De Toni, nostro referente scientifico per il progetto Cost Energy, perché appunto questo ciclo di seminari è promosso all'interno di un progetto di ricerca proprio sull'energia rinnovabile nell'ambito di un programma Interreg. Bene, allora grazie e benvenuti a tutti. Io dirò poche parole. Questo progetto sostanzialmente è un progetto che vuole indagare i limiti e le possibilità delle tecnologie rinnovabili. Il tema del moto ondoso è un tema estremamente intrigante. Il solare è oggettivamente più affermato e più gettonato, e questa tecnologia è meno nota e ancora meno noti sono i potenziali vantaggi. Per cui ben venga questa opportunità e quindi ringrazio Massimo Peviani della sua presenza. Siamo qui per ascoltarlo e quello che possiamo dire è che faremo il nostro dovere, cioè quello di indicare in logica scientifica vantaggi e limiti della tecnologia. Quindi grazie ancora a questa collaborazione e buon lavoro a tutti. Grazie al professor De Toni, e a questo punto presenterei il dottor Peviani per la presentazione dell'energia dal moto ondoso e delle sue potenzialità. Dottor Peviani, sì, lascio la perfetto. parola e l'ascoltiamo con molta attenzione. Grazie per essere qui con Buongiorno noi. a tutti, ringrazio anch'io l'opportunità di farvi, diciamo, vedere le nostre ricerche. Comincio subito con la prima slide. Condivido lo schermo e vediamo se sono, ecco qua. Vedete la prima slide completa? Sì. Perfetto. Dico due parole a riguardo di RSE. RSE è un centro di ricerca del sistema energetico che ha la sua sede principale a Milano e che lavora principalmente, siamo del gruppo GSE e lavoriamo fondamentalmente sulla ricerca per la sostenibilità del sistema elettrico italiano. E questo a 360 gradi, sia diciamo riguardante la generazione, come in questo caso l'energia dal moto ondoso, ma anche energie eoliche, energie diciamo del fotovoltaico, ma anche molto nella parte delle reti diciamo di trasmissione, le smart grid. Abbiamo un contatto diretto con i ministeri, con il MISE, con il MITE, e quindi facciamo anche il lavoro diciamo direttamente assegnato da loro diciamo per conto delle loro necessità. RSE siamo in 350 ricercatori e molto diciamo ultimamente con una grossa adesione di giovani, quindi parlo agli studenti che stanno adesso ascoltando. Quindi è un settore davvero molto interessante nei prossimi anni proprio per le politiche che adesso vedremo che sia l'Europa ma anche l'Italia sta portando avanti. E quindi passiamo direttamente alla presentazione. Se avete qualche domanda credo che possiamo farla alla fine dell'evento, diciamo della presentazione. Quindi questo è l'indice, parlerò un po' della situazione attuale, della potenzialità, delle politiche, dei concetti diciamo teorici sulla generazione del moto ondoso, lo stato attuale delle tecnologie e un esempio di un dispositivo che è stato proprio sviluppato dal nostro centro di ricerca e alcune considerazioni finali.
Quindi cominciamo subito con cos'è energia marina. Energia marina in realtà in inglese si chiama ocean energy, quindi energia oceanica. Ma perché? Perché per marine energy si intende l'ocean energy più, diciamo, l'eolico offshore. Quindi la traduco in italiano energia marina, perché per noi, diciamo, noi non abbiamo un oceano, ma abbiamo il mare Mediterraneo, ma bisogna essere presenti che in inglese si traduce ocean energy. Quali sono queste tecnologie? Qual è, diciamo, l'energia che cerchiamo di sfruttare? Ecco che si cerca di sfruttare il moto ondoso, okay? Energia delle onde, si cerca di sfruttare l'energia delle correnti, e queste correnti si chiamano in inglese tidal, perché di solito sono generate proprio dalla differenza di livello, diciamo, dovuto alle maree propriamente dette, quindi differenza di livello locale, diciamo, fra bassa e alta marea, l'energia termica, che non è altro che diciamo, la differenza di temperatura fra la parte superficiale e profonda del mare, e il gradiente salino. Quindi qui sotto diciamo una figura schematica che fa vedere queste tecnologie. Quindi partiamo dal Ocean Thermal Energy Conversion, che non è altro che generare, diciamo, un circuito di riscaldamento dell'acqua e raffreddamento utilizzando proprio, diciamo, la differenza di temperatura fra l'acqua superficiale e l'acqua, diciamo, più profonda. E come sapete l'acqua profonda può venire anche dei luoghi molto lontani, perché si muovono nei fondali marini, e quindi questo genera, diciamo, un circuito chiuso che permette di generare energia elettrica proprio, diciamo, come se fossero le centrali termiche. Invece le correnti, ecco, che si inseriscono sul fondale marine diciamo, delle pale, come se fossero le pale eoliche, e che sfruttano, diciamo, che girano, che diciamo, ruotano in funzione della corrente che le attraversa. Qui due dispositivi del moto ondoso che li vedremo più avanti. Questo è un esempio del sfruttamento delle maree, quindi quando la marea sale, ecco che l'acqua, diciamo, passa dal mare verso un serbatoio. Quando la marea scende, ecco che va nel senso contrario. Questo passaggio può essere utilizzato per generare energia elettrica. Finalmente il gradiente salino non è altro che l'osmosi, diciamo, mettendo in contatto acqua, diciamo, salata del mare con acqua, diciamo, dolce di un fiume, per esempio, e che può, diciamo, essere trasvasata in un serbatoio che poi viene utilizzato come generazione elettrica. Quindi la situazione nel mondo, questa è una visione, diciamo, che mostra con un blu oscuro i luoghi dove principalmente se sta andando avanti con lo sviluppo di queste tecnologie. Vi dico subito che anche se siamo piccolini, più del 90% dello sviluppo è fatto in Europa, però tanto, diciamo, si sta facendo negli Stati Uniti ultimamente, in Canada e in alcuni paesi dell'America centrale e Sud America, e anche ultimamente nei paesi asiatici come la Cina, Corea del Sud e Singapore. Guardando i numeri di progetti, questa è una banca dati della Comunità Europea, si vede che i progetti, diciamo, che sono in corso o che sono stati già avviati o che saranno avviati nei prossimi anni riguardano principalmente, diciamo, le correnti marine, che sono queste, diciamo, questo marroncino, diciamo, lo sfruttamento delle onde, quindi il celeste, ma molto poco del tidal range e del termico, perché proprio sono posti molto specifici in cui poterlo sfruttare. E qui vedete quello che stavo dicendo, che grossi dei progetti sono proprio fatti in Europa. Per quanto riguarda la capacità installata di questi progetti, di nuovo si vede che quello che fa da leone è il tidal stream, voglio dire energia dalle correnti marine, seguita dai dispositivi di generazione dal moto ondoso e poi dall'OTEC e molto poco del tidal range. Qui sotto avete diciamo, il riferimento bibliografico. Chi è interessato vi consiglio di andare a prenderselo. Diciamo, è disponibile sul web, nel sito della Comunità Europea, quindi è un documento molto, ma molto interessante per farsi proprio un'idea di qual è lo stato attuale delle tecnologie.
Per quanto riguarda le potenzialità, ecco che dipende molto da dove siamo nel mondo. Cioè, tutti sanno che la parte, diciamo, sud del pianeta è molto battuta da venti e non ci sono praticamente ostacoli, quindi qui le onde sono molto, molto alte. Okay? Pure nel Mar del Nord ci sono perturbazioni che generano una quantità abbastanza importante di energia dal moto ondoso. E poi il Mediterraneo, purtroppo noi siamo in un mare chiuso e quindi le, diciamo, potenzialità sono minori. Ma nonostante non è che sia, diciamo, poca, esiste e ha anche i suoi vantaggi. Il fatto di essere più ridotta è anche un fattore positivo dal punto di vista che i rischi di rottura di questi dispositivi è molto ma molto minore, oltre alla facilità di poter fare manutenzione. Quindi mentre nel mondo, diciamo, la potenzialità gira intorno a 50-60 kW per metro, questo è una unità di energia, di potenza per metro lineare del fronte d'onda, che si misura per ogni metro dell'onda quanto è l'energia disponibile. Vedete che nei nostri mari il diciamo, il migliore di tutti è ovviamente la Sardegna Ovest, perché è battuta dal maestrale, ma anche un po', diciamo, la Sicilia sud-occidentale, mentre gli altri mari, mi dispiace l'Adriatico, non è che sia molto, diciamo, però energetico, però comunque ha la sua potenzialità pure lui. Per quanto riguarda l'Italia, ecco che siamo un paese proprio immerso nel Mediterraneo, quindi abbiamo circa 8.000 chilometri di costa e quindi è impossibile pensare che non dovremo sfruttare questa energia, anche perché da un calcolo teorico la potenzialità energetica del moto ondoso è un numero molto elevato, tanto per dirvi è 1,5 volte il potenziale idroelettrico dell'Italia. E come sapete l'idroelettrico è, diciamo, al momento il maggiore generatore di energia da fonte rinnovabile. Quindi pensando che soltanto un 5% di questa energia possa essere sfruttata, ecco che andremo a produrre un 14% della percentuale di generazione da fonte rinnovabile, diciamo, in Italia. Andiamo un attimo a vedere quali sono le politiche che portano a questo sviluppo, a questo interesse crescente, diciamo, delle energie marine. E tutto è cominciato una ventina d'anni fa con la politica europea sulla RES Energy Directive che ha detto, diciamo, nel 2001, ecco che ci proponiamo che nel 2020 avere un 20% della nostra generazione elettrica da fonte rinnovabile. E questo è stato come media. Diciamo che l'Italia aveva un target molto più basso, intorno al 15-16, e siamo arrivati anche a passare il 20, siamo arrivati a 22-23. Quindi abbiamo fatto una bella figura, principalmente per lo sviluppo massiccio del fotovoltaico. Ma ecco che adesso siamo nel 2020 e il target è arrivare al 30% nel 2030 e poi anche 50% nel 2050. Quindi, quali sono, diciamo, le politiche che sono state implementate? Prima di tutto c'è il SET Plan, che questo è Strategic Energy Technology Plan, diciamo della Comunità Europea, che si propone proprio di decarbonizzare l'energia. Questo indica che bisogna proprio sostituire la matrice energetica, lasciando man mano fuori, diciamo, tutti gli idrocarburi e passando a generazione, diciamo, da fonte rinnovabile. Per quanto riguarda l'energia, diciamo, da fonte marina, si stima che la capacità di produzione nel 2050 sia intorno a 100 gigawatt e questo coprirebbe un 10% della domanda elettrica europea. Il SET Plan è diciamo, scritto in diverse azioni. Ecco che l'azione 1 e principalmente l'azione 2 riguardano particolarmente l'energia oceanica, l'energia marina, perché si propone di ridurre i costi, diciamo, di queste tecnologie in modo tale che possano essere applicata, diciamo, utilizzata estensivamente nei diversi mari europei. È quello che ci stiamo proponendo anche noi in Italia. Per quanto riguarda le politiche italiane, fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, è stato rilasciato il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima,
si è fissato dei target per il 2030, che sono questi che vedete qui in verde. Riduzione delle emissioni dell'industria del 56%, ok? Riduzione dei trasporti, emissioni del trasporto terrestre del 35%, è un obiettivo di arrivare a un rinnovabile, diciamo, almeno del 30%. Voglio dire che per quanto riguarda le correnti diciamo, l'energia marina, quello che sto dicendo, le correnti e le onde, l'Italia aveva già dimostrato interesse. Certo, nel precedente, diciamo, la delibera FAIR, era stato già indicato un incentivo abbastanza elevato per, diciamo, la generazione da fonte oceanica. Nonostante questo elevato incentivo, non ci sono progetti sostanziali, a meno di un paio, dovuto al fatto che non è solo, diciamo, incentivare diciamo, il prezzo dell'energia, ma c'è tutto un sistema strutturale, diciamo, legato alla pianificazione dei mari, legata alla protezione dell'ambiente, che è proprio quello che mancava per poter, diciamo, creare un campo, diciamo, prolifero di queste tecnologie. E questo che si sta facendo in questo momento attraverso la pianificazione dell'uso delle fasce costiere, che lo sta facendo ogni regione. Passiamo adesso ai concetti di motondoso, ma motondoso che noi ne sappiamo li usano i surfisti per poter, diciamo, divertirsi, no? Non è che nessuno aveva più pensato che ci sia energia per poter generare energia elettrica, ma invece così lo è. Perché prima di tutto i venti, ossia come viene generato, diciamo, il motondoso, non è altro che lo strisciare del vento, diciamo, sulla superficie del mare. E il vento è diciamo, un'energia che viene diciamo, principalmente generata dalla rotazione della Terra, come sapete la rotazione della Terra, che genera a sua volta anche differenze di temperatura, cioè il Sole, ma più la rotazione della Terra, generano delle condizioni che in modo tale che si creano dei venti. I venti sono influenzati dalla rotazione della Terra, quindi nell'emisferio nord ne abbiamo le circolazioni nel senso orario, nell'emisferio sud nel senso antiorario, quindi tutti conoscono gli alisei e i contralisei, che sono quelli che ha utilizzato Cristoforo Colombo per andare e tornare dall'America. Però andando più nel particolare, il vento non è altro che il movimento d'aria da una bassa a un'alta pressione, che a sua volta viene diciamo, influenzato dalle forze dei Coriolis, vuol dire dove siamo messi territorialmente nel nostro pianeta. È molto semplice oggi, diciamo, capire il vento, perché ci sono delle applicazioni gratuite, diciamo, in internet, che chiunque di noi le può andare a trovare, in cui ci sono le previsioni del vento anche di una settimana. Questa per esempio è una, non faccio propaganda perché intanto le troverete comunque, vuol dire, è uno dei tanti siti in cui si può capire, diciamo, per esempio in questo caso è chiarissimo che c'è una circolazione, diciamo, intorno a questa area. Vedete che sono previsioni del vento da scirocco, da sud-est, diciamo, nella zona delle Baleari, e ne abbiamo un vento maestrale principalmente o da nord, diciamo, nelle zone del nostro Tirreno. Ma cosa ci serve? Ci serve che il vento che striscia sulla superficie del mare, qui entra in gioco un altro fattore che vuol dire il fetch, ossia la distanza lungo la quale il vento può strisciare in modo tale che trasferisce questa energia alla superficie dell'acqua, ok? E striscia, attrito, energia, innalza l'acqua. L'innalzamento dell'acqua è un'energia potenziale, ok? Quindi se io ho un metro cubo d'acqua a 10 metri, ecco che questo qua ha un potenziale di energia di un megawatt, ok? Più o meno questo è il discorso. Questi sono i venti che ne abbiamo nel nostro Mediterraneo. In realtà il fetch cos'è? È la distanza in cui il vento può strisciare. Quindi se viene un vento da nord, diciamo, e parte dalla Croazia, tanto per dire, ecco che in Italia non è che ha tanta distanza per poter alzare le onde, motivo per cui l'Adriatico non ha grosse onde, perché il massimo che può succedere è che ci sia un scirocco, che altro che genera, diciamo, alte maree, ma anche un po' di onde
proprio dalla parte di Venezia o di Trieste. Mentre la situazione, diciamo, migliore di generazione sono di solito queste le libeciata, che si chiamano della Libia, no? Il beccio, perché in realtà ha tanta distanza per poter generare diciamo, onde, e anche il maestrale, perché anche qui ci sono venti intensi, motivo per cui le nostre zone più energetiche sono la costa occidentale della Sardegna e la costa, diciamo, sud della Sicilia. E andando avanti, avete capito adesso che in realtà le onde sono la combinazione di tre fattori, vuol dire l'intensità del vento, la durata di questo evento di tempesta e il fetch. Il fetch vuol dire la distanza che ha a disposizione, diciamo, il vento per poter trasferire questa energia al mare. Infatti l'USGS, che è l'Istituto Americano di Geologia, già diversi decenni fa aveva fatto questo grafico empirico in cui, entrando con l'intensità, la durata e il fetch, si poteva fare una previsione o calcolare quant'è l'altezza dell'onda che si poteva trovare, diciamo, lungo una spiaggia. Ma cosa succede in realtà? In realtà il moto ondoso è un moto così superficiale, voglio dire, se un sub si infila, diciamo, a 15 metri di profondità o a 20 metri, anche se c'è una grossa, diciamo, mareggiata sopra, lui praticamente non si rende conto, perché tutto succede nella parte superficiale dell'acqua, lo vedete? E un'altra cosa curiosa è che non c'è un trasferimento di acqua, non è che l'acqua si muove, ma è solo l'energia potenziale, vedete? Ossia, la parte più alta dell'acqua in alzata si propaga, ma le particelle d'acqua vedete che si muovono più o meno nello stesso posto. C'è un minimo di spostamento, ovviamente, che è proprio quello che genera poi il wave setup, che non è altro che l'innalzamento del mare, per esempio quello che succede con l'acqua alta a Venezia. Cioè, un po' di spostamento c'è, ma in realtà il grosso, diciamo, del trasferimento energetico non è altro che il movimento proprio di questa energia potenziale, e con una bassa perdita di energia, motivo per cui alcune onde di tsunami che accadono in Giappone le onde arrivano in California, per esempio. Quindi un po', diciamo, proprio attraversare un oceano. Un'altra cosa importante è che l'onda, quando arriva vicino alla costa, si deforma e quindi si accorciano le onde, diminuisce la sua velocità e aumenta la sua altezza. Questo è proprio un effetto di shoaling, si chiama, che è l'effetto di attrito del fondale alle onde. Quindi è anche importante capire dove inserire gli strumenti, perché alcune fasce costiere sono più energetiche di altre. Ecco che questo diciamo, quadro, questa figura di un pittore, diciamo, francese, ecco, tedesco, dell'Università del Museo di Munich, ha fatto proprio vedere molto com'è questa energia del moto ondoso. Ossia, è una grossa quantità di energia, perché è quella che viene, come posso dire, alimentata dai venti lungo tutta una superficie, diciamo, marina, che finalmente si trova concentrata in una piccola, diciamo, piccola, tanto per dire, diciamo, qualche centinaio, qualche chilometro di costa. E quindi questa è una grossa energia, della verità, che viene, diciamo, resa disponibile alla generazione. Come sapete, c'è un problema importante riguardo a questa energia, perché in realtà questa energia si perde o viene dissipata nelle coste, nelle spiagge, tramite frangimento, turbolenza, rumore, eccetera, e quindi va a erodere le spiagge. Quindi c'è un grosso problema, diciamo, in Italia, proprio dovuto all'erosione costiera, e anche legato al fatto che non c'è più, diciamo, l'apporto sedimentario come c'era in altri tempi. Invece andiamo a vedere un po' di teoria. Il calcolo del potenziale energetico, avete questa formula sopra, e non so se c'è qualcuno degli studenti che fa ingegneria idraulica o l'ha fatta o la farà, ma la potenza, diciamo, per metro di fronte d'onda non è altro che un 0,5 moltiplicato per l'altezza dell'onda al quadrato moltiplicato il periodo. Quindi, in altre parole, più alta
più lunga è l'onda, più energia disponibile ne abbiamo. E questo intuitivamente è giusto, perché certo c'è più acqua, no? Essere più alto, ecco che c'è più energia potenziale, essere più lunga, ecco che c'è più volume, quindi anche lì più energia. Se vogliamo invece calcolare, diciamo, l'energia annuale, bisogna moltiplicare questa potenza che è a metro ma anche diciamo, a ogni ora, per tutte le ore dell'anno. Quindi se facciamo l'integrale di tutte le condizioni di mareggiata ogni anno, le moltiplichiamo per l'ora della durata di questa mareggiata, ecco che troviamo qual è l'energia potenziale disponibile nella nostra costa. Questo è un grafico che è, diciamo, simile al grafico della potenza idraulica nei fiumi. In funzione dell'altezza e del periodo dell'onda si indicano quali sono le condizioni di mare che danno la maggiore generazione annuale. In questo caso, per esempio, onde di 2 metri con un periodo di 7 secondi sono quelli che più frequenti, ma anche quelle che danno più energia, diciamo, energia disponibile. Certo che non tutta questa energia può essere utilizzata, perché è potenziale, voglio dire, è una cosa che poi bisogna trasformarla, convertirla in energia meccanica, in energia elettrica, quindi solo una piccola percentuale di questa energia può essere sfruttata, ma questo succede con tutte le rinnovabili, no? Se non è che solo l'energia marina. Andiamo un po' a vedere qual è lo stato attuale delle tecnologie. Come dicevo, questi sono degli schemi pubblicati dall'EMEC, che è il Centro Europeo dell'Energia del Mare, e qui vedete un po' come, diciamo, gli scienziati e i tecnici si sono sbizzarriti a cercare di convertire questa energia del moto ondoso. Questo si chiama un attenuator, che non è altro che un dispositivo che oscilla con le onde, e qui dentro c'è un meccanismo che si comprime e si espande, e quindi passando attraverso una piccola turbina, ecco che si riesce diciamo, a generare energia elettrica. Un altro è una boa che oscilla, anche questa, qui c'è un generatore, pure questa, dove il generatore è qui. Questo è un attenuator, vedete l'acqua, no, questo è l'oscillator water column, qui dentro l'acqua oscilla e qui c'è una turbina che entra e esce l'aria e quindi genera energia elettrica. Questo non è altro che un serbatoio, quando arriva l'onda si riempie e poi si svuota attraverso una turbina. Questo è un sistema meccanico che vedete, c'è un centro di massa che con l'oscillare di un natante può girare intorno a un asse, e qui dentro c'è un generatore elettrico. Ugualmente il valve, che non è altro che un movimento di un fluido dentro di una corrente, dove qui poi finalmente c'è il generatore, e finalmente questo dispositivo che si affonda e si innalza in funzione della pressione, diciamo, che soffre il passaggio dell'onda. Un'altra cosa importante è che i dispositivi si caratterizzano per la posizione in cui possono essere installati, quindi alcuni vicini alla costa, proprio, altri sulla costa, alcuni vicini e altri lontani dalla costa. Li vedremo subito dopo. Il primo dei dispositivi, che ha già più di una decina d'anni in funzionamento, si chiama Limpet, che non è altro che una struttura nel porto di Mutriku, in cui qui c'è un'apertura, quindi l'onda, quando oscilla qui dentro, oscilla anche nella camera, e l'aria che c'è dentro della camera viene spinta fuori o viene assorbita dall'esterno, facendo ruotare diciamo, un generatore eolico. Qui accanto avete la potenza e avete anche, diciamo, quanto è la potenza totale del dispositivo. Passiamo un altro, questo Oyster, sviluppato in Scozia, è un dispositivo appoggiato sul fondale marino, che in realtà con il passaggio dell'onda oscilla, e questo oscillare fa, diciamo, spinge fluido dentro di questo pistone, che a sua volta ha un generatore elettrico. Vedete che alcuni sono proprio enormi, e però anche la generazione è molto elevata, mentre altri sono piccoli, di generazione anche piccola, però sono pensati per essere installati in array, vuol dire in un numero di decina o centinaia di dispositivi. Okay? Pensate che più grosso è il dispositivo, più è, diciamo, costoso,
e anche più è il rischio di essere danneggiato, mentre dispositivi più piccoli, come per esempio questo Point Absorber, che è la OPT, è sviluppato negli Stati Uniti, è un dispositivo piccolo, genera non tanto, però si possono mettere uno accanto all'altro facendo si chiama un array o diciamo una rete di generatori di energia, tutte collegate fra di loro, che poi con un unico cavo questa energia verrà trasmessa alla zona costiera. Questo è un altro abbastanza grosso, sviluppato inizialmente a Cork in Irlanda, ma poi adesso stanno facendo uno più grande proprio nelle Hawaii, che è un oscillating water column, sistema, vi ricordate, l'acqua entra e fa spingere l'aria attraverso una turbina, e questa è la turbina ad aria, e quindi quando l'onda scende, diciamo, assorbisce quest'aria dall'esterno e comunque continua a generare. Altro sistema, il Sea Power Platform, che adesso diciamo, lo stanno testando in Irlanda, e di nuovo qui c'è un pistone. Se questa è una zona in cui è articolato in questo asse, si muove con le onde, e questo movimento fa, diciamo, sì che il fluido passi attraverso un generatore. Un altro è il Corpo Weir, che è Core Power. Core Power, anche questo è sviluppato in Scozia, è un point absorber. Di nuovo la boa va su e giù, è ancorata al fondale, va su e giù con l'acqua, e dentro c'è diciamo un generatore elettrico che sfrutta questo movimento e lo trasferisce in generazione elettrica. Un altro abbastanza interessante è questo point absorber, fatto, diciamo, in Svezia, che di nuovo funziona allo stesso modo, solo che il generatore è nel fondo, lo vedete, e è soltanto questa boa che va su e giù con le onde, e lo vedete qui genera, diciamo, il movimento dentro di un rotore elettrico, va a generare energia elettrica. Un altro sistema è il Willow Penguin, anche questo è del tipo del mass rotating, quello che l'avevo fatto vedere, che dentro c'è una massa che con il movimento del natante fa girare un asse che a sua volta genera energia elettrica. Ok, e finalmente anche i cinesi si stanno avventurando. Questo è un sistema ibrido in cui sia, diciamo, si genera energia dovuta alle onde, ma anche abbinato a energia solare. L'energia solare marina è anche questo una possibilità. Certo che c'è ancora un po' da lavorarci sulla parte dello spreading marino, e anche diciamo, la sostenibilità del fallimento dovuto alle mareggiate. Invece in Italia, adesso faccio vedere quello che abbiamo in Italia. In Italia ne abbiamo diciamo, dispositivo sviluppato dal Politecnico di Torino, che si chiama ISWEC, che è di massa rotante, quindi qui dentro c'è diciamo, la massa che gira intorno a un asse, e in questo caso ne abbiamo due. Questo è il REWEC, che è sviluppato da Reggio Calabria, in cui è più o meno un limpet, ma con una doppia camera, oscilla, e qui dentro c'è l'eolico. Qui vedete un esperimento pilota che si sta portando avanti nel porto di Civitavecchia. E l'Obrec, anche questo è un esperimento pilota nel porto di Napoli, non è altro che acqua che entra dentro un serbatoio e poi esce, vedete, attraverso una turbina elettrica, e viene scaricato nel porto, nella parte interna del porto. E poi c'è il WetSax, che questo è sviluppato da RSE, che non è altro che un dispositivo che viene inserito o all'interno di un cassone portuale o all'esterno, e non fa altro che, adesso vi faccio vedere, il principio di funzionamento è questo: se l'acqua oscilla fuori da una condotta di oscillazione, entra e esce, e dentro in mezzo c'è una turbina Wells, che vuol dire una turbina che gira sempre nella stessa direzione, sia che il flusso sia ascendente sia che sia discendente. E adesso vedrete un pochettino una simulazione numerica fatta con il modello ANSYS. Qui si vede l'onda che viene dal largo, no? Si propaga, ecco che entra nella condotta,
Tenete presente che il dispositivo è fatto per essere installato uno accanto all'altro, come se fosse un flauto de pan, ok? Ognuno di questi dispositivi è come se fosse un pannello fotovoltaico, quindi si installano 10, 20, 30, 100 e così. Dentro c'è la turbina Wells e qui vedete come all'ingresso o all'uscita entra e esce l'acqua, e queste sono le, diciamo, questa è la velocità o la velocità dell'acqua nella zona della turbina. E questa è la potenza assorbita dalle palle della turbina. Qui vi fa vedere un pochettino meglio. Ok, quindi avete visto che l'acqua, diciamo, entra e esce, crea un differenziale una differenza di altezza d'acqua fra l'interno e l'esterno, che fa sì che ci sia un flusso costante in ingresso e in uscita, che fa ruotare la turbina, che a sua volta è collegato attraverso un asse al generatore. Ok, in questo caso noi caricavamo 2 batterie e questo dispositivo è un dispositivo in modello e scala, quindi è stato studiato nel laboratorio di idraulica del CNR di Roma, e è stato proprio un dispositivo piccolo per poter capire come funzionava, in modo tale di fare diciamo, il dispositivo 1 a 1, e le potenze in questo caso sono ancora ridotte, diciamo. Per adesso vedremo il successivo esperimento fatto nel porto di Civitavecchia, sempre con dispositivo 1 a 5, magari si riesce a vedere. Ok, quindi più o meno avete notato come funzionano. Per esempio, un'applicazione pilota nel porto di Civitavecchia, se uno lo installasse in tutto diciamo, l'antimurale, la sua produzione sarebbe diciamo intorno a 5 a 6 gigawattora, sufficienti per dare, diciamo, energia a 2000 famiglie. Certo, non è che uno risolve il problema energetico né di una città e neanche di un paese, però è un contributo alla matrice energetica che bene poi si complementa con il vento, come vedremo, e anche con l'energia solare. Ma nella politica dei green port, questa energia, invece di essere data alle famiglie, può essere utilizzata per esempio per la gestione del porto, per la carica dei veicoli elettrici, per la manutenzione, per la segnaletica, eccetera, eccetera, del porto. Un altro aspetto importante, sempre parlando di energia dal mare, è andare a guardare quanto è, diciamo, la quantità di CO2 che si produce, perché certo, io vado a fare qualcosa rinnovabile, però se poi per fare questo dispositivo, ecco che vado a inquinare più di quanto inquinerebbe se io generasse con il gas oppure con il gasolio, ecco che non abbiamo guadagnato niente. Quindi uno studio che si fa solitamente è quello che è il Life Cycle Assessment, che vuol dire calcolarsi tutta la quantità di CO2 che viene prodotto dal momento in cui si ottengono i materiali per la costruzione finché vengono completamente smaltiti. In questo caso il Waste Axe, sviluppato da RSE, ha un footprint molto molto basso, 27 grammi per kilowattora. Se lo confrontiamo con altri generatori, vedete che sono tutti intorno a 40 e qualcuno è arrivato anche a 100. E se lo confrontiamo con i pannelli fotovoltaici, ecco che i pannelli fotovoltaici sono altamente produttori di CO2, no? Ossia, sono tutti al di sopra dei 400, quindi se noi siamo qui intorno a 30, ecco che siamo al di sotto di 10 volte il footprint che hanno i pannelli fotovoltaici. Bene, sto finendo. Un'altra cosa è che per esempio la potenzialità italiana è anche nelle strutture già esistenti lungo la costa. Per esempio, se volete potete visitare questo sito, il nostro sito sull'Atlante integrato del rinnovabile, in cui c'è anche energia marina, e ci sono per esempio tutte le strutture che possono essere
utilizzate per lo sfruttamento energetico. Ok, quindi se andiamo a guardare ne abbiamo più di 250, un potenziale di 10.000 gigawatt-ora, di cui sfruttando solo il 20%, ecco che arriviamo a un 2.000 gigawatt-ora per anno. Ok, quindi adesso arrivo all'ultima diapositiva. Considerazione finale. Allora, l'energia delle onde è un po' sottovalutata perché ha un immenso potenziale che non è ancora sfruttato. Poi è necessaria ovviamente un'attenta valutazione della sua implementazione lungo i mari italiani, perché Italia abbiamo, diciamo, risorse marine che sono molto pregiate, non oltre la nostra diversità, diciamo, biologica, i nostri, diciamo, valori culturali, le nostre, diciamo, usi per la maricoltura, oltre a essere utilizzata per la navigazione, per il trasferimento energetico, quindi c'è diciamo, ci sono diversi attori nei mari, motivo per cui, come ho detto prima, la prima cosa che si sta facendo è il piano, diciamo, dell'uso della fascia costiera, che è una prima azione in cui dentro ci sarà anche lo sfruttamento energetico, però compatibile con altri usi del mare. Poi c'è un grosso legame con il vento, però è più mite e anche più prevedibile, quindi la generazione delle onde si abbina bene con la gestione eolica, motivo per cui si stanno sviluppando sistemi misti di generazione offshore eolica abbinata anche con l'energia del motondoso. E anche complementare al solare, no? Sappiamo che di notte non si produce, ma le onde continuano a esserci anche di notte, quindi può complementarsi con l'energia del sole. Ci sono tempeste, onde, magari è nuvoloso, quindi non c'è il sole, ma ci sono le onde, quindi si possono combinare fra di loro. Creano ovviamente una quantità enorme di posti di lavoro, solo a pensarci quanto ci impiega adesso l'industria, diciamo, navale italiana, che è un grosso, diciamo, un grosso settore di impiego. Poi in altro ce ne sono obiettivi della Comunità Europea, come abbiamo visto, dove l'Italia ovviamente ha aderito e anche fa diciamo, di punta di lancia sulla decarbonizzazione dell'energia, quindi dobbiamo per forza andare in quella direzione. E inoltre c'è un problema di cambio climatico globale a cui tutti noi siamo tenuti a fare il nostro apporto. Bene, credo di aver finito. Io vi ringrazio, l'attenzione anche a tutti che hanno partecipato e anche chi mi ha invitato, e sono a vostra disposizione per... poi vi lascerò anche le diapositive che potete magari consultarla nel sito del progetto. Grazie di nuovo e adesso interrompo la condivisione. Grazie mille, dottor Peviani, è stata una presentazione davvero chiara e interessante, molto stimolante, devo dire. Invito i partecipanti a fare delle domande inerenti alla presentazione se hanno delle curiosità, e nel frattempo rompo io il ghiaccio con una domanda meno tecnologica ma più legata agli scenari futuri. Allora, lei ci ha anche illustrato appunto lo scenario europeo e internazionale sugli standard che dovremmo raggiungere entro il 2050. Quindi la mia domanda è, secondo lei, come possiamo raggiungere questi standard e quindi soddisfare le richieste non solo dell'Unione Europea, ma anche a livello di target nazionali, secondo il piano nazionale che ci ha illustrato prima? Bene, allora diciamo che l'energia dall'oceanica, cioè dal mare, se includo anche l'eolico offshore, non è un potenziale enorme, non lo è, perché sappiamo siamo nel Mediterraneo, quindi non abbiamo la potenzialità che ci hanno altri paesi, però ben può contribuire. Certamente che bisogna farlo in una maniera coerente con gli altri valori, come appena detto, no? Se gli altri valori sono anche loro valori importanti, diciamo, la nostra qualità ambientale, la nostra bellezza, diciamo, il nostro mare, è ovviamente un patrimonio che dobbiamo tenercelo per bene. Quindi, però, sinceramente è possibile di farlo, di sfruttare l'energia dal mare e in luoghi specifici dove la potenzialità esiste e anche molto molto ambita, perché dicevo
è elevata ma non troppo, e anche non lontano dalla costa, nonostante siano acque profonde. Lontano dalla costa la tengo come quella molto lontana. Ovviamente tutti gli sfruttamenti devono essere non visibili dalla costa, perché questo è un impatto visivo, quindi si possono definire dei luoghi dove vengono fatte queste isole, diciamo, energetiche, in cui si può, diciamo, implementare la tecnologia. Inoltre ne abbiamo le isole minori, che anche queste adesso sono, diciamo, servite da generatori, diciamo, sì, a gasolio, con trasporto di gasolio a nave, eccetera. Quindi anche qui localmente, per esempio, queste soluzioni sono molto benvenute. Come lei ha chiesto, non siamo ci manca ancora un passo, che è arrivare alla industrializzazione di questi prodotti. Direi che la tecnologia è ormai consolidata, di quelli che vi ho fatto vedere. Certo che bisogna che siano adattate o mirate o costumizzate alle nostre condizioni marine, e alcune di queste già sviluppate in Italia basta che vengano come essere, si chiama il Death Valley, che vuol dire la fine della generazione dell'invento o dello sviluppo tecnologico e l'inizio della produzione industriale. È quello che ci manca. Quindi l'invito è a cercare di far vedere, o diciamo di incentivare alla nostra industria e di far vedere, diciamo, questo diciamo è anche il compito della ricerca delle università e dei nostri progetti, a dove siamo arrivati, in modo tale che vengano anche tenuti in conto per poter essere implementati. Io direi che manca questo salto, e questo salto è un abbinamento fra il tecnologico, no, e l'industria. Siamo in questo passaggio, che potrà essere, diciamo, questo gap potrebbe essere sorpassato, credo, nei prossimi anni. Grazie mille. Ci sono domande da parte dei partecipanti? Allora, finché Giovanna attiva l'audio, io ne ho un'altra per Massimo Peviani. Cioè, secondo lei, sul piano, diciamo, dello sviluppo di questa tecnologia, cosa manca? Manca una politica industriale energetica? Manca una consapevolezza da parte dei destinatari finali? O sono anche pochi soggetti che fanno un'offerta, diciamo, qualificata? Direi che manca concludere un contesto, diciamo, è un problema strutturale. Allora, ho visto che la barriera più grossa non è quella tecnologica, ma è quella, diciamo, legale o regolatoria, tanto per dire. Quindi, come sappiamo, il mare è molto delicato e viene anche molto curato da diversi attori. Quindi la barriera all'implementazione è stata, da una parte, questa, direi, la mancanza di una regola chiara di dove e come, diciamo, implementare questi dispositivi. E questo da una parte. Da un'altra, ovviamente l'industria è interessata a un guadagno, e quindi questi sono dispositivi che non sono ancora arrivati alla sicurezza del profitto, perché proprio manca l'ultimo, diciamo, tassello della catena, e questo solo può essere fatto attraverso una partecipazione, secondo me, pubblico-privata. Allora, se uno fa un intervento che viene in certo modo, diciamo, anche garantito, per esempio attraverso il Green Certificate, attraverso un incentivo nei primi anni, ovviamente, perché poi non è che si può fare, diciamo, l'incentivo perpetuo, ecco che secondo me, una volta che si comincia con uno, ecco che partiranno anche gli altri. Quindi sono questi due punti più o meno, ma di cui in questo momento tutte e due sono sul tavolo, diciamo, dei decision makers, quindi credo che si risolveranno nei prossimi anni. Grazie Massimo, grazie. Io avrei un'altra domanda.
Mi ha suscitato una curiosità in una delle prime slide che ha mostrato in merito a proprio dove c'era il planisfero, dove ha indicato che l'Europa comunque ha il 90% dello sviluppo. Volevo un po' approfondire questo discorso. Che cosa si intende con comunque il 90% di sviluppo? Cosa intendiamo, ecco. Ok. Allora, diciamo che l'interesse per lo sfruttamento energetico del mare è cominciato molto prima degli altri, questo è il motivo. Diciamo che è cominciato almeno una ventina d'anni fa, quindi siamo partiti prima. Adesso diciamo, ma perché siamo partiti prima? Siamo partiti prima perché prima il Mar del Nord è un mare molto energetico e quindi si è visto per esempio che l'eolico offshore è una potenzialità importante. Infatti c'è un grosso adesso diciamo investimento nell'eolico offshore, ma non solo quello, si è seguito con il moto ondoso, si segue con le correnti. Ci sono anche in Francia per esempio c'è la più antica centrale diciamo delle maree in Bretagna, quindi c'è stata diciamo un interesse iniziale parecchi anni prima. Direi che l'interesse mondiale è partito molto dopo, direi 5, 6, 7 anni fa, non prima. Motivo per cui le tecnologie poi europee hanno servito anche un po' come posso dire, di punta di lancia per altri che hanno seguito, diciamo, le stesse tecnologie. Adesso diversi centri europei, principalmente della Scozia, dell'Irlanda, ma anche il nostro Enel, diciamo anche le nostre aziende, hanno fatto anche iniziative, stanno facendo iniziative anche nei paesi, per esempio, come Stati Uniti, il Cile, il Brasile, eccetera. Quindi semplicemente ne abbiamo di più perché abbiamo cominciato prima e questo interesse è anche utile alla nostra matrice energetica, diciamo così. Leggo la domanda dalla chat. Leggi la domanda. La domanda riguardava quali possono essere le barriere dovute all'implementazione di un sistema di questo tipo all'interno di un determinato territorio, in particolare a livello di normativa e di coordinamento dei vari attori coinvolti. Benissimo, questa è una domanda molto interessante, quindi ringrazio chi l'ha fatta perché è proprio molto attinente. Allora, non ne ho parlato, però è stata una mia dimenticanza, perché in realtà avrei dovuto farlo. C'è un'altra direttiva europea che è legata alla Marine Strategy. La Marine Strategy vuol dire strategie per, diciamo, mantenere o migliorare le condizioni dei nostri mari. Perché è molto abbinata a questa dell'energia marina? Perché ovviamente, come ha proprio fatto la domanda, ecco che ci sono altri interessi e altri attori. Allora, la Marine Strategy, di cui ovviamente l'Italia è tenuta e ha anche aderito, come prima, diciamo, azione, si pone la redazione, ma anche la pianificazione, si chiama la Strategic Coastal Zone Management, cioè la gestione, il piano di gestione strategica delle fasce costiere. E questa è una prima, diciamo, azione, un primo prodotto che deve essere fatto dalle regioni. Se è stato dato alle regioni, diciamo, il compito, regioni ovviamente che hanno una fascia costiera, a scriverlo, e dove dentro ecco che ci saranno, diciamo, prima un piano da dove poter usare l'energia elettrica, no? Anche in alcuni posti c'è già, perché l'energia, per esempio, non so, non rinnovabile, ma l'energia, non so, da oil and gas, di estrazione, eccetera, esiste già. Ecco che saranno, diciamo, individuate aree con poco vincolo o senza vincolo, mentre ci saranno altre aree in cui ci sarà il vincolo. Allora, dove è vincolata, ecco che lì non c'è neanche senso di andare a guardare di poter sfruttare niente, perché ci sono altri interessi, ma nelle aree non vincolate, ecco che lì è un'area dove si poteva inserire. Certo che
a valle o parallelamente a questo piano ci sarà anche la legislazione che riguarda quali sono, diciamo, i permessi, le procedure per ottenere i permessi per poter fare lo sfruttamento energetico. Ok? Io faccio il paragone con quello che è successo nei fiumi italiani, ossia, la stessa cosa, ossia c'è stata la pianificazione dei bacini, poi c'è stata la regolamentazione di come, diciamo, sfruttare un piccolo salto idraulico, quindi sarà uguale. Certo, con una regola chiara, con tempistica, quindi chi fa un progetto è sicuro che seguendo quelle diciamo, indicazioni, ecco che arriverà a buon fine. Perché a dire la verità, alcuni investitori ci sono stati in Italia che però hanno presentato un progetto e passati oltre 10 anni non hanno ancora ricevuto risposta. Certo che quando uno fa un progetto 10 anni fa, ecco che adesso deve rifarlo perché la tecnologia è ampiamente migliorata. Quindi direi che si sta facendo e la cosa passa attraverso la pianificazione e la normativa che è attualmente in corso. Insomma, ricapitolando di fatto il ruolo dei governi locali e a livello strategico nazionale è importantissimo appunto per garantire a chi vuole investire in questa tecnologia, insomma, permettere di poterlo fare sostanzialmente. Quindi c'è di fatto è necessario un approccio multi-stakeholder e multidisciplinare, quindi da un lato diversi attori che possono essere interessati allo sviluppo e all'industrializzazione di queste tecnologie e anche a un approccio multidisciplinare dal punto di vista tecnologico, ambientale, sociale, territoriale. Di fatto questi sono, sintetizzando, mi dica se ho capito bene, se ho compreso bene, queste sono le macro, diciamo, criticità in questo momento per permettere all'energia rinnovabile dal mare di poter essere utilizzata nel suo maggior potenziale anche nei nostri territori. Sì, la sintesi è corretta, perfetto. Ok, sì, abbiamo... Bene, allora io la Poi ringrazio. faccio un invito ai Sì. giovani perché è veramente un campo, diciamo, un territorio di sviluppo e di lavoro che ci sarà sicuramente nei prossimi anni, voglio dire. E noi siamo come Italia pienamente immersi dentro della decarbonizzazione dell'energia e siamo anche uno dei leader mondiali, per esempio nelle smart grid, quindi siamo a pieno titolo dentro diciamo, dei tavoli decisionali, ma anche come investimento attraverso delle nuove il finanziamento del Recovery Fund, legati proprio alla decarbonizzazione dell'energia. Quindi invito i giovani di interessarsi, diciamo, e puntare su questa energia rinnovabile marina perché è davvero un argomento che nei prossimi anni avrà molto da fare. Ecco qua. Professore, allora ringrazio anch'io Massimo Fabiani, speriamo che le nostre strade si incrocino ancora, vuol dire che strada se ne sarà fatta. Quindi grazie ancora e alla prossima. Arrivederci. Grazie a lei, grazie a voi. Molto gentili. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille.